Il terzo capitolo della produzione di Carlino, del sito della Chiamana, è un capitolo più piccolo, più limitato e riguarda una produzione più tarda che abbiamo compreso solamente analizzando in maniera molto molto attenta la documentazione fotografica che rimaneva degli scavi degli anni 70-80 e confrontata con le diciture che comparivano sulle cassette dei materiali raccolti appunto negli scavi di quegli anni. Questa ultima produzione si colloca, come potete vedere, in un'epoca ormai successiva alla fine dell'Impero Romano. Siamo nell'Alto Medioevo e precisamente nel VI-VII secolo d.C., quindi l'epoca in cui in Friuli esisteva il ducato longobardo, quindi c'erano i Longobardi e nella parte più meridionale, quella costiera, i Bizantini. In questo periodo ormai l'impianto produttivo di Carlino doveva essere pressoché abbandonato, ma non del tutto dimenticato doveva essere proprio il ricordo dell'esistenza di una produzione di ceramica. Ed infatti in quella che precedentemente era la zona destinata all'essiccazione proprio dei materiali, fu ricavata una fornace di cui vedete le foto, di un tipo piuttosto particolare che abbiamo assimilato a quella che vedete nel disegno, cioè una fornace priva di struttura vera e propria, caratterizzata da una fossa in cui venivano ammassati i materiali da cuocere e accanto una fossa invece dove si concentrava la legna da ardere appunto per la cottura dei materiali. La fornace poteva avere questa forma o addirittura prevedere una fossa unica in cui venivano concentrati sia il combustibile che il materiale da cuocere. Si chiamano queste fornaci a catasta e in realtà sono le fornaci diciamo che si utilizzavano nel periodo precedente all'epoca romana, ma che, come è successo per tanti altri aspetti, vengono recuperate nelle loro forme, nelle loro caratteristiche anche dopo l'epoca romana, quando da un certo punto di vista si recuperano dei sistemi produttivi un po' più elementari, un po' più semplici. Questo tipo di fornaci ovviamente non sono fornaci che garantiscono un tipo di cottura uniforme al proprio interno, e quindi i materiali che escono da queste cotture sono spesso caratterizzati da bruciature, annerimenti, coloritura non uniforme dell'impasto, come nelle foto che potete vedere. La cosa interessante è che ancora in questo periodo c'è il ricordo non solo della produzione della ceramica a Carlino, ma anche della sua invetriatura, quindi del suo rivestimento vetroso, che in questo caso non è un rivestimento diciamo uniforme, ma che si caratterizza solamente per delle gocciolature all'esterno o all'interno del vaso.